Siamo in tribunale. È in corso un processo per violenza sessuale. A un certo punto il giudice si gira verso sta ragazza nel banco dei imputati e fa così. Allora, signorina, riconosce nell'imputato la persona che ha abusato di lei? E questa mente del mai fa. Sì, è lui. E a quando risalgono i fatti? A luglio scorso. Potrebbe essere più precisa? Sì, dal 1° al 31. Un carabiniere in caserma vede un collega appoggiato al muro che piagne. Gli fa così. Oh, ma che hai fatto? Lui fa. Ieri sera mentre giocavo a carte è morto mio padre. Lui fa, porca miseria, con l'asso? Non lo so, le carte ne ho viste. Siamo in un museo. A un certo punto un guardiano arriva di corsa dentro una sala, vede la signora e fa: signora, ma non si può mettere seduta su questa sedia, questa è di Luigi XIV, il Re Sole. La signora si gira e fa: ho capito, e quando arriva mi alzo. Due amici parlano e uno gli sta raccontando che ha litigato con la ragazza, no, a quell'altro, e gli fa così: un po' capì, l'altro giorno non ne ho proprio fatta più, mi sono girato verso la mia ragazza e gli ho detto: lo sai che c'è? Io sto con te perché mi accontento. Fa, e lei che ti ha detto? Lei si è girata e mi ha detto: e io invece mi accontento e sto pure con altro. Ad un party due tizi stanno a parlare e uno gli fa a quell'altro: ma che fai in questo periodo? E l'altro gli fa: beh, in questo momento sono un imprenditore nel ramo street, seasonal food and archaeology. Ah, bello, interessante. Ma di che si tratta? E venne le castagne al Colosseo. Due amici si incontrano e uno gli fa a quell'altro: oh, ma che è successo a tua moglie? Ieri era pieno di guardie sotto casa, l'ambulanza, ma che è successo? Voleva sta buono, guarda. Lo sai, mo' è anziana, no? È cascata in depressione, se voleva ammazzare, se voleva sparare al cuore. Solo che prima di spararsi al cuore non sapeva bene dove trovarlo, ha chiamato il dottore per sapere dove stava il cuore. E il dottore gli ha detto: signora, sta sotto al seno sinistro. E beh, allora? E si è sparata su un ginocchio. C'è sta un coattone di Roma che c'ha una cifra di sordi, è ricchissimo, c'ha una cifra di case, una cifra di macchine, oro, orologi, tutto, solo che è veramente troppo coatto e allora non riesce mai a partecipare a ste feste dell'alta società perché nessuno convita, no? Ma invece c'è il meglio amico suo che è di Roma Nord, pure lui un sacco di soldi, ricchissimo e che partecipa sempre a ste feste. Allora un giorno parlando gli fa così: ma non hai capito, ma come cazzo è che non riesco a venire mai a queste feste? Allora volevo, ho capito, queste sono feste d'elite, io fa, non ci stanno, senza offesa, ma non ci stanno le persone come te, lì sono tutti signorili, non dicono una parola messa male. Ho capito, ma io sono pieno di soldi, come cazzo è, coattissimo. Allora volevo, guarda, mo ci provo a chiedere se puoi venire, però non ti assicuro niente. Vabbè, fammi sapere. Insomma, questo ho parlato con quello che organizza sempre queste feste a Roma Nord, in queste ville della Camilluccia, tutti acchittati, e gli dice: senti, io ho sto amico così e così e così. Allora quello gli fa: guarda, amico suo dice: qui sono porti su cusciate in macello, qui sono tutti educati, nessuno dice parolacce. Allora quello gli fa: guarda, fammi una cosa, fammi partecipare appena una volta. Come dice una parola sbagliata, cerchiamo di farglielo capire, non ti preoccupare. Però questo è veramente pieno di soldi, magari ci può tornare utile. Insomma, accettano di farlo partecipare a sta festa. Questo si presenta la sera, amico suo, tutto acchittato, sto coatto, tutto acchittato, però con la capessa d'oro sulla giacca, sto orologio pieno di diamanti, troppo coatto, no? Arrivano a sta festa in questa villa bellissima, la servitù, tutti quanti, l'accolgono tutti e comincia sta festa, chi sorseggia un flutto di champagne, chi gira di qua e di là e c'è sta pure sto coatto. A un certo punto si mettono tutti seduti e il padrone di casa tin 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 fa: buonasera, benvenuti a tutti alla festa, adesso faremo una bella cena, tutta offerta dalla casa, però prima voglio fare una domanda a tutti i commensali, una domanda sulle donne, no? Qual è secondo voi la parte più bella della donna? Allora uno degli invitati fa così: ah, per me sono gli occhi, adoro dei tagli di occhi orientali, magari se sono chiari. E il secondo fa: per me il collo, per me i polsi, per me le caviglie. A un certo punto il padrone di casa si gira verso il coatto che avevano fatto venire e fa così: e secondo lei qual è la più bella parte della donna? Questo con questa capessa, con questa giacca, ti guarda tutti, fa: ah, fregna! Dice così, e il padrone di casa si guarda quello che aveva portato, si gira e fa così: Battista, porta il cappotto al signore che sta andando via. Allora subito quello che aveva portato gli si gira e fa: no, dai, aspetta, poraccio, gli abbiamo fatto la prima domanda. Subito la prima domanda la volevamo far fuori. Dai un'altra possibilità, te prego. Quello fa: sì, ho un'altra possibilità, però alla prossima lo caccio via, è veramente scurrile. Insomma, cominciano a mangiare e qua e là, a metà pranzo il padrone di casa fa tin 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 tin, si rialza in piedi, fa: adesso un'altra domanda per tutti i commensali uomini.
E qual è secondo voi la parte della donna più bella da annusare? Allora, il primo terzo, per me è il collo, per me è il collo. L'altro fa no, io adoro il centro delle spalle, l'altro fa il décolleté e il padrone di casa di girare su quello fa. E secondo lei qual è il posto più bello di una donna da annusare? Questo ci pensa un attimo, ti riguarda tutti, fa a fregna! Questo diceva Battista, prendi il cappotto al signore che sta andando via. E questo un'altra volta diceva, ma te prego, dai, però pure te gli fai sempre la domanda a lui, cioè, lo sai che questo è così, lascia un po' in disparte, non ti preoccupare. Sì, ma veramente, guarda, solo perché sei tu, alla prossima veramente lo caccio via. E rimetto la sede, finisco di mangiare, a un certo punto a fine cena quello tin 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 tin. Allora adesso un'altra domanda sempre per i signori commensali. Secondo voi, qual è la parte più bella di una donna da baciare? Tutti la stessa cosa, vedete, chi è il collo, chi è le caviglie, chi i polsi, se c'è la persona fa. E secondo lei, e il cotto so guarda e fa così, abbatti, portami il cappotto che me ne sto no! Dopo 3 mesi di ricovero, un uomo esce dallo Spallanzani reparto malattie infettive. Come esce incontra un amico suo e fa, oh Afra, oh meno male, stai bene, ho saputo che stavi ricoverato allo Spallanzani. Quello fa, sta buono, un morbo tropicale. Ma mo tutto a posto? Fa sì, sono perfettamente guarito. Senti, ma la degenza com'è nata? La degenza bene, ci ho solo avuto qualche problema con gli infermieri. In che senso? E niente, che per paura del contagio mi sparavano nei supposti al culo con la cerbottana. C'è un contadino zozzo ignorante che parte dal paese e va in città per andare a fare una visita specialistica da un medico. Ma quando arriva là il dottore fa prego se spogli. Come questo se leva le scarpe e una bussa dei piedi per tutto lo studio e il dottore si attappa al naso e fa ma che diamine, ma almeno quando viene a farsi una visita si dia una lavata ai piedi. Allora il burino gli fa lo so dottore, me lo dice sempre pure il dottore del paese mio. Gli fa scusi ma allora perché è venuto da me? Volevo sentire uno specialista. Tra amici. Oh, ammazza che faccia, ma che hai fatto, Lasciami perdere, guarda. Ieri sera sono entrato a casa, spalancata la porta e ho trovato mia moglie a letto con un cinese, un nero, un australiano e un indiano. E che hai fatto? Io ho scattato una foto. Capirai, mo la porto in tribunale. No, moglie la manna Benetton, non si sa mai. C'è sta un poraccio che camminando per strada passa in un viale dove stanno tutte mignotte, si avvicina a una e fa quanto vuoi? Lei fa 50 euro. Lei fa no, come 50 euro? Sono solo 20. Lei fa no, per 20 va bene, non posso venire con te. Ma non c'ho nient'altro. Che te posso dare? Io fa, te posso dare le scarpe da ginnastica. Allora la mignotta si guarda le scarpe e fa vabbè dai, 20 euro e le scarpe da ginnastica, però sappi che per così poco io manco mi impegno. Lui fa vabbè, tanto io basta che infilo. Si è visto il cespuglio, questa si spoglia, si mette a gambe aperte, lui sale sopra e comincia a spingere, no? E questa mentre spinge niente, abbraccia con sé, non finta di niente. A un certo punto, dopo 10 minuti che questo spinge tutto sudato, questa si comincia a inarcare tutta con la schiena, no? Fa tutti i movimenti strani e lui da sopra mentre spinge gli fa te stai eccitata, E lei da sotto gli fa no, mi sto a provare le schiavi. Tra amici. Oh, ma lo sai che Marta e Franco si stanno a separare? Fa no, ma davvero? Sembrava una bella coppia. Ma di chi è la colpa? È De Franco, è tornato a casa un'ora prima senza avvisare. C'è un contadino di 38 anni che è nato e cresciuto e vissuto solo con le pecore. Non ci ha mai avuto contatto con altri umani. Mo, per un caso fortuito, conosce una ragazza, si innamorano, decidono di sposarsi e partono subito per la luna di miele. Dopo 7 giorni ritorna al paese suo e il primo giorno ripia le pecore e ritorna sul monte. Come ritorna sul monte incontra un altro che esce di pecore con un altro pastore, no? Che da lontano si guarda e fa ciao, ho saputo che ti sei sposato, Sei stato pure in settimana bianca? Sì. Ma insomma, com'è fa amore? Uno fa senza la coda è tutta un'altra cosa. Tra amici, uno gli fa oh, ma lo sai che è morto Gino? Morto Gino? E come è morto? Pensa, si è mangiato delle scaloppine avvelenate. Porca miseria, è proprio vero, certe volte basta un secondo. Siamo nelle campagne scozzesi. C'è un tizio che si perde, capito, sotto al sole, c'ha una sete da paura, si sta quasi a sentire male perché ha finito l'acqua nella borraccia, a un certo punto si avvicina a una casa, bussa, toc toc toc, e apre una signora. Gli fa, le prego signora, mi dia qualcosa da bere. Quella fa, ma certo, ci mancherebbe. Va un attimo in cucina e gli porta una specie di vaso pieno di latte. Questo pia sto vaso, c'ha talmente sete e se lo manna tutto giù. Saccio fa, guardi la ringrazio tanto, le devo qualcosa? Allora quella gli fa, ma no, si figuri, glielo regalo. Allora quello dentro di sé fa,
Vedi, hai capito come? Dicono tanto che gli scozzesi sono tirchi, invece questa è una brava persona. Se riguarda la signora fa, no, anche perché quell'atto lo dovevo buttare, c'era affogato un topo. Fa, ma come affogato un topo? Piega da una pizza e gli fa cascare sto vaso per terra che va in 1000 pezzi. Come il vaso se non fa, la signora fa così. No, mo il vaso dove ci piscia mio nonno, mo lo ripaghi.